Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Inchiesta su sanità e appalti a Palermo, Cuffaro non risponde al GIP ma rende dichiarazioni spontanee. I legali dell'ex governatore, serve un approfondimento sul contenuto delle intercettazioni. Linea dura delle opposizioni alla fine dei 2 giorni di ritiro in abbazia. 5 Stelle, PD e Ismaele Labardera annunciano una mozione di sfiducia al governo regionale. Larimer si è suicidata, non hanno dubbi i periti della procura nel caso della quindicenne morta un anno fa a Piazza Armerina dopo una brutta lite con le compagne di scuola. I genitori hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio. Incendio alle ciminiere, in arrivo a Catania un nucleo speciale dei Vigili del Fuoco di Palermo. I nuovi rilievi potranno aiutare nelle indagini sul rogo che ha distrutto il teatro. Reazioni e sostegno per Matilde Siracusano, sottosegretaria di Forza Italia, che ha denunciato insulti sessisti via social. Al nostro microfono il pensiero va alle ragazze che possono subire un grave contraccolpo. Angelo, oggi ingegnere a Torino, è uno dei 134.000 giovani che hanno lasciato il sud per studiare e lavorare. Il sogno resta tornare a Catania, anche tra anni, e aprire un'azienda. Il calcio, prima trasferta da capolista per il Catania, che domani pomeriggio a Casarano affronterà una partita non facile contro una formazione in crisi. Ancora ben trovati, apriamo con l'inchiesta su sanità e appalti di Palermo. Oggi era il giorno dell'interrogatorio di Totò Cuffaro, che però non ha risposto al GIP ma ha reso dichiarazioni spontanee. I legali dell'ex governatore dichiarano serve un approfondimento sul contenuto delle intercettazioni. Marco Gullà. Fiducioso nella giustizia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP e ha consegnato una memoria con dichiarazioni spontanee. Salvatore Cuffaro, indagato per corruzione, turbata libertà degli incanti e associazione a delinquere nell'ambito di un'indagine su un comitato d'affari criminale che avrebbe pilotato appalti e concorsi pubblici, ha deciso quindi di non rispondere. Il GIP dovrà decidere sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura. Entrando al tribunale, l'ex governatore aveva detto ai giornalisti di essere fiducioso nella giustizia. Cuffaro, su nostra indicazione, si è oggi avvalso della facoltà di non rispondere, pur avendo reso delle dichiarazioni spontanee. Hanno invece detto, tramite una nota, i legali dell'ex governatore, gli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto. I legali poi hanno aggiunto, nel corso dell'udienza camerale, la difesa ha eccepito l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tutte le incolpazioni provvisorie contestate. Poi, la parte più rilevante della nota, l'unica trascrizione di intercettazione ambientale finora ascoltata è risultata errata su un punto di centrale rilevanza per la configurabilità del reato contestato in concorso con Vetro, Pace e Tomasino, nel senso che non si ravvisa la parola soldi e la frase in questione, diversamente da quanto emerge nella trascrizione, non è stata proferita da Cuffaro, conclude la nota. Il giudice si dovrà pronunciare sulle richieste di arresto e decidere quali misure adottare nei confronti dei 18 coinvolti nell'inchiesta. Ma un altro nome eccellente di questa inchiesta è quello dell'ex ministro Saverio Romano. Il deputato di Noi Moderati ha ribadito ieri, perché ieri per l'appunto è stata la giornata del suo interrogatorio, su di me nessuna intercettazione. Emanuela Corsi. Non c'è una sola intercettazione che mi possa riguardare, e anche nelle chat che loro hanno a disposizione, perché hanno queste telefonate, c'è mai un riferimento a fatti criminosi. Così il deputato di Noi Moderati Saverio Romano al termine dell'interrogatorio preventivo di ieri davanti al GIP di Palermo, durato circa 2 ore. Quello dell'ex ministro è un altro nome eccellente, finito nell'inchiesta sul presunto comitato d'affari che avrebbe pilotato appalti e truccato concorsi. Romano è accusato di aver fatto pressioni per l'affidamento di un subappalto di una gara bandita dall'ASP di Siracusa e vinta illegittimamente dalla Dusman SRL alla Euroservice di Sergio Mazzola, imprenditore a lui vicino. Non è accaduto, non c'è stata nessuna possibilità che potesse accadere, perché ab origine non c'era nessun patto tra me e questi signori, ovviamente, e quindi non ci poteva essere
posto che non c'era il patto e nemmeno una ricaduta sul patto. Non so se è chiaro. Per Romano e altre 17 persone la Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari. Il GIP dovrà decidere al termine degli interrogatori preventivi di oggi. Se fosse accolta la richiesta di una misura cautelare per il deputato, sarebbe necessaria l'autorizzazione a procedere del Parlamento. E intanto si è conclusa la riunione nell'abbazia di San Martino delle Scale nel Palermitano degli esponenti dell'opposizione in Sicilia. L'annuncio è quello di una imminente presentazione di una mozione di sfiducia della Giunta Schifani. Maglio Viola. Fumata grigia dal conclave delle opposizioni dall'abbazia di San Martino delle Scale nel Palermitano. Movimento 5 Stelle e PD decidono di buttare il cuore oltre l'ostacolo e seguire le pressioni di Ismaele Lavardera, tentando la strada della mozione di sfiducia al governo della regione, pur non avendo neanche lontanamente i numeri per portarla ad approvazione. 23 i voti di cui dispongono almeno 36 quelli necessari. La linea di opposizione ragionata in aula, che era stata discussa fino a metà mattina, alla fine lascia spazio ad una linea più aggressiva. Così nel documento finale Movimento 5 Stelle, PD e Controcorrente attaccano sostenendo che il presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità dopo aver riportato indietro la Sicilia con 3 anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse. Per questo motivo annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia firmata da tutti e 23 i deputati dei gruppi di minoranza. I 3 gruppi si rivolgono a tutti gli altri parlamentari regionali invitandoli a fare altrettanto. Mandiamo un messaggio chiaro, scrivono, è il momento di mandare a casa il governo Schifani. Le opposizioni ribadiscono nel loro documento che la Sicilia ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano sviluppo e dignità istituzionale. È il momento della responsabilità, conclude il documento, e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione. Interdittiva antimafia, la GM Edil fermata dal prefetto, la ditta che lavora in subappalto per la Italo-Belga, concessionaria di una grossa fetta della spiaggia di Mondello. Adelaide Barbagallo. Il prefetto di Palermo Massimo Mariani ferma la ditta edile che lavora a tempo pieno per la Italo-Belga, la società di gestione della spiaggia di Mondello, e lo fa firmando un'interdittiva antimafia per la GM Edil SRL, che ha come amministratore unico Rosario Genova, il fratello di Bartolo, il capomafia di Resuttana. Gli accertamenti del gruppo interforze antimafia formato da polizia, carabinieri, guardia di finanza e DIA dicono che la GM è fortemente esposta al pericolo di infiltrazioni mafiose non riconducibili a situazioni occasionali. A sollevare il caso fu il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele Lavardera, che commenta: oggi si mette un punto che evidenzia la validità delle nostre battaglie a discapito di chi voleva delegittimare il nostro lavoro. Mi aspetto delle scuse dall'assessore di Tamaio e soprattutto un sussulto di dignità dal presidente Renato Schifani affinché rimuova immediatamente la concessione alla Italo-Belga. Oggi il livello si alza perché so perfettamente che abbiamo messo mano nella tasca di una delle famiglie al cui interno ci sono pezzi grossi della mafia palermitana, ma lo Stato non può e non deve fare passi indietro, conclude Lavardera. E adesso ricordiamo il caso di Larimar, la quindicenne che un anno fa fu trovata morta a Piazza Armerina dopo una brutta lite con le compagne di scuola. Adesso la perizia della procura conferma che si trattò di suicidio. I genitori hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio. Il servizio di Eva Spampinato. Il dolore della madre di Larimar non le ha mai consentito di poter accettare la verità, di poter credere che la figlia, 15 anni, bella solare, impegnata nello sport e nella vita, campionessa di pallavolo con un promettente futuro agonistico, si fosse volontariamente uccisa. Eppure quello che è successo, e adesso lo conferma anche la perizia della Procura dei minori di Caltanissetta. Larimar si è suicidata. Gli esiti dell'esame autoptico effettuato sul corpo della ragazzina, trovata impiccata ad un albero nel giardino di casa, sono stati depositati sulla scrivania del procuratore Rocco Cosentino. Un gesto estremo da parte della giovane che quella maledetta mattina di novembre di un anno fa avrebbe avuto un'accesa lite con una compagna per la contesa di un ragazzo con cui chattava. I genitori di Larimar hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio e su questa ipotesi di reato è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Enna che indaga anche per revenge porn, motivo per cui qualche settimana dopo la tragedia vennero sequestrati 12 cellulari.
Larimar è una delle tante vittime di bullismo, cyberbullismo e violenza digitale, fenomeni dilaganti che possono sfociare anche in tragedie se le vittime non trovano il coraggio e la forza di mettere da parte la vergogna e denunciare. A Catania l'incendio alle ciminiere, un nucleo speciale dei Vigili del Fuoco di Palermo effettuerà dei nuovi rilievi per contribuire alle indagini sul rogo che ha distrutto il teatro principale della struttura. Adelaide Barbagallo. Alle ciminiere di Catania arriva il nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco di Palermo, detective che aiuteranno a comprendere cos'è che ha innescato l'incendio che ha divorato l'auditorium e alcune aree adiacenti e da dove sono partite le fiamme. Si indaga anche sul cantiere che stava svolgendo dei lavori di riqualificazione. Un dato sembra certo: nessuno volontariamente ha appiccato il fuoco. L'inchiesta aperta alla procura è per disastro colposo. Ingenti i danni, stimati in 17 milioni di euro. Una dolorosa ferita per la città. Il centro fieristico e museale di Viale Africa è uno dei più importanti interventi di rigenerazione di un'area industriale, nato dalle ex raffinerie di zolfo dell'Ottocento. Ad occuparsene fu il famoso architetto Giacomo Leone. Al tempo il figlio Giovanni era appena laureato. Quando mio padre cominciò a progettare le ciminiere, restai quasi stupito di questa sua idea di andare a cercare dei cutulisci per farne dei modelli, dei plastici, per realizzare questo grande auditorium. Nonostante io fossi giovane, appena laureato, mi sembrava quasi uno scherzo, una cosa particolarmente ardita. Il tetto era nero. Era coperto di lapilli lavici. Mio padre aveva chiesto che si andasse sull'Etna a recuperare dei piccoli lapilli in modo che il nero fosse materico, in modo che la presenza dell'Etna sul mare fosse tangibile. Ora bisogna raccogliere risorse e forze per il suo recupero. Martedì l'Ordine degli Architetti della provincia di Catania ha indetto una riunione aperta alla città perché la ricostruzione non sia solo un fatto tecnico. E ha destato scalpore e provocato anche molte reazioni la presa di posizione della sottosegretaria Matilde Siracusano di Forza Italia, che con un video sui social ha denunciato gli insulti e i commenti sessisti ricevuti. L'abbiamo sentita quest'oggi per capire che effetto ha avuto quella denuncia. Francesco Triolo. Ma è inaccettabile, ma che schifo è, ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate? Insulti pesanti, commenti sessisti sui profili social. La sottosegretaria Matilde Siracusano ha denunciato tutto con un video mostrando i messaggi che quotidianamente riceve, un'uscita la sua che ha scatenato tante reazioni, soprattutto legate all'utilizzo dei social network e che ha raccolto tanta solidarietà. È stato colto il messaggio. Io ieri ho utilizzato un tono piuttosto ironico per sdrammatizzare. Questa era una forma di aiuto verso quelle ragazze che invece soffrono terribilmente, perché io l'ho specificato, io ho le spalle larghe e sono abituata perché da quando siedo in Parlamento subisco attacchi sessisti sui social continuamente, ma ci sono donne che soffrono enormemente, più vulnerabili. Ho raccolto testimonianze di ragazze che sono anche cadute in depressione, perché il primo pensiero che fai è colpa mia, ho sbagliato qualcosa, mi sono presentata male, mi sono truccata male, mi sono vestita in modo sbagliato per dare adito a questi commenti. Invece no, non è nostra la colpa è loro. Cioè, quindi ho cercato di spersonalizzarla, o sono io o qualcun altro, l'attacco è uguale, perché ormai è diventato, ripeto, uno sport praticato quotidianamente nei confronti di tutti. Un messaggio, quello della Siracusano, che vuole essere anche di stimolo a denunciare. E allora, intanto, il consiglio è questo. E poi ogni tanto il contrattacco rafforza, che io contrattaccando ho sovvertito un po' lo schema, perché coloro che attaccano si sentono, scriveva oggi, c'era la Gramellini che ha scritto un bel pezzo al Potto lo Spio, si sentono ganzi, invece dopo il contrattacco diventano dei frustrati, dei risfigati, quindi reagire contrattaccando ogni tanto per noi stesse è psicologicamente efficace, perché ti dà forza. Il contrattacco è uno strumento che ti dà forza. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torneremo raccontandovi la storia di Angelo, uno dei tanti giovani del Sud, cervello in fuga ma con il sogno di ritornare. A tra poco. Tornati in studio, vi raccontiamo il sogno di Angelo, oggi ingegnere a Torino, uno dei 134.000 giovani che hanno lasciato il Sud per studiare
e lavorare, ma tornare a Catania in questo caso resta il sogno vero. Lorena Dolci. Chiedetegli cosa gli manca di Catania. La risposta è una sola. Il mare direi. Angelo, 30 anni, è uno dei 134.000 studenti che, secondo l'ultimo report, affollano l'esercito dei cervelli in fuga. 10 anni fa ha lasciato la Sicilia. Dalla laurea in ingegneria del cinema al Politecnico di Torino al lavoro in un'agenzia di comunicazione, il passo è stato breve. Cervello in fuga, ma l'anima divisa in due. Nelle città dove viviamo ovviamente costruiamo la nostra routine, abbiamo ormai nostri gruppi di persone a cui vogliamo bene, cioè delle famiglie appunto che ci siamo dovuti costruire e cercare, no? E per cui dobbiamo vivere, diciamo, questo dualismo tra scegliere tra il percorso che ci siamo costruiti al nord e poi il voler in qualche modo tornare invece alle amicizie, a quelle proprio dell'infanzia o appunto alla famiglia. Oggi Angelo guarda con favore al movimento Il Diritto di Restare, che sabato a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, darà voce ai tanti che si vogliono rimettere in gioco, restituendo all'isola talenti, risorse e investimenti. Tra 10 anni mi vedo magari con un mio progetto tornato a Catania, e quindi magari con una mia azienda giù a Catania a fare quello per cui ho studiato fuori. Andiamo a Riposto, nel catanese, che rende omaggio al suo figlio più illustre, perché oggi è stata inaugurata a pochi metri dalla sua casa di infanzia, piazza Franco Battiato. Sentiamo Desiree Ferlito. Riposto rende omaggio al suo figlio più illustre, Franco Battiato, proprio lì dove il maestro è nato. A pochi passi dalla sua casa dell'infanzia nel quartiere Scariceddu è stata inaugurata la piazza che da oggi avrà il suo nome. Diventato un luogo capace di mettere in moto i ricordi della sua arte. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia. L'indimenticato Battiato ha sempre portato nel cuore la sua terra. La sua musica è stata un omaggio continuo alla Sicilia, alla sua cultura, alla sua storia. Un artista capace di coniugare tradizione e modernità con un sound unico e inconfondibile a cui il Riposto ha voluto fortemente rendere omaggio. La piazza ospita già il noto murale dedicato al maestro, divenuto nel tempo un vero e proprio luogo della memoria collettiva e di omaggio spontaneo alla figura di Battiato, punto di riferimento per cittadini e visitatori. Dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura. All'emozionante cerimonia inaugurale il prefetto di Catania Signoriello, il sindaco di Riposto Davide Vasta, il fratello del maestro Michele Battiato insieme all'amico. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torneremo con il calcio. Siamo al calcio, prima trasferta con i Galloni da capolista per il Catania, che domani pomeriggio a Casarano affronterà una partita difficile contro una formazione che perde da 4 partite consecutive in campionato. Toscano ha sottolineato le difficoltà comunque di questo match durante la conferenza stampa della vigilia. Francesco Triolo. Il difficile viene adesso, lo ha detto anche Mimmo Toscano ieri sera nel presentare la partita di domani a Casarano. Confermarsi in vetta è più complicato, occorre continuità, compattezza, lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato questa prima settimana da capolista. In Puglia domani non metteranno il tappeto rosso, il Casarano è reduce da 4 sconfitte consecutive e ha voglia, ma anche necessità di rialzarsi. Nonostante questo, nonostante le 4 sconfitte, ho visto una squadra che è sempre creato, anche nell'ultima gara contro il Cosenza, nonostante la sconfitta pesante nei numeri, ha creato pericoli costanti al Cosenza.
Noi dobbiamo guardare la nostra prestazione, ripeto, l'abbiamo preparata come ogni settimana bene, nei minimi dettagli, nei singoli dell'avversario, nel gruppo. Fari puntati soprattutto sull'ex Chirico, ma non solo. Toscano per il resto cerca di guardare in casa propria. L'assenza di Gherardi rende in un certo senso obbligata la conferma della difesa vista con l'Altamura. Qualcosa potrebbe cambiare in mezzo al campo dove Quaini e Di Tacchio sono in diffida. Non è escluso che anche davanti possa esserci qualche novità, visto che D'Ausilio, ma anche Forte e Rolfini hanno dimostrato al tecnico che vogliono una maglia da titolare. Tutti vogliono giocare, tutti sono pronti per partire dall'inizio, per subentrare, e questo mi fa stare molto tranquillo e sereno. Questo è quello che voglio. Poi le scelte in base alla partita, in base al momento, si metteranno sempre in campo i 16 calciatori per far vincere il Catania. E la forza del Catania è proprio questo, una panchina lunga che consente a Toscano di scegliere anche a gare in corso. Appuntamento domani dalle 14 su Telecolor con diretta stadio e 3 ore live da Casarano, calcio d'inizio alle 14:30. E oggi, dopo questo telegiornale, come ogni venerdì, l'appuntamento invece sarà con Preview, condotto da Marco Carli. Al centro i temi del prepartita, in questo caso quelli fra Casarano e Catania allo Stadio Capozza. Come sempre l'analisi tattica, le ultime news e le probabili formazioni a 24 ore dalla sfida. Spazio anche a Trapani e Siracusa e al futsal con la Meta Catania. E proprio di questo ci occupiamo in chiusura. La Meta Catania infatti è pronta a tornare in campo dopo la splendida vittoria contro Eboli, che ha proiettato i rossazzurri in testa alla classifica. Stasera al Pala Catania alle 20:30 la squadra affronta Mantova. E con questa notizia che si chiude Sicilia 24. Vi ricordo il nostro prossimo appuntamento con l'informazione alle 19. Vi lascio come detto a Preview con Marco Carli. A tutti un buon proseguimento di giornata.